Diamo il benvenuto all'assessore allo sport della provincia di Treviso, Paolo Speranzon, che come la tradizione tutti gli anni viene a dare il suo saluto in apertura della manifestazione. Quindi la parola ora all'assessore Paolo Speranzon. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi, vi porto il mio saluto e il saluto dell'amministrazione provinciale. Ringrazio Natatorio per l'invito ad essere qui, saluto anche la federazione, ma soprattutto saluto la famiglia di Andrea Becchiol. Il Memorial ormai un punto di riferimento nella tradizione qui a Treviso, ogni anno ci ritroviamo e quindi ringrazio anche questa numerosa partecipazione di iscritti sia maschile che femminile, atleti e atleti che onorano nel miglior modo questo grande nuotatore, ma soprattutto grande persona che ha dedicato per un breve tempo della sua vita i nobili ideali dei valori dello sport. In ricordo di lui e della sua famiglia ci ritroviamo qui e credo che la cultura sportiva di questa comunità, a partire dal capoluogo, dalla Treviso, dalla provincia tutta, sia una comunità di grande aggregazione, di coesione che il mondo dello sport esalta ogni volta. Quindi ringrazio anche chi come volontari, come giudici di gara, come partecipazione contribuisce a realizzare questo evento e ogni anno aumentano i partecipanti. Questo è un segno anche di grande sensibilità da parte vostra, quindi un grazie di cuore e un saluto ancora a chi vuole tanto bene Andrea, anche se lo guardiamo dal basso verso l'alto. Grazie e buon pomeriggio a tutti voi. E la partecipazione dimostra l'affetto verso questa manifestazione che, malgrado le condizioni meteo avverse, vede comunque numerosi nuotatori presenti quest'oggi. La mamma di Andrea consegna un piccolo omaggio, un piccolo ricordo all'evento all'assessore Paolo Speranzon, che ringraziamo ancora della cortese disponibilità e la sempre attenzione verso la nostra manifestazione, malgrado i molteplici impegni che ha anche come sindaco del comune di Porta di Livorno.